Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico stamani in prefettura per vagliare e coordinare da parte delle autorità cittadine e provinciali le nuove disposizioni contenute nel decreto Conte e nelle nuove norme del Presidente della Regione Musumeci in tema di sicurezza. In particolare si è discusso anche su quanto accaduto ieri sera presso la località di San Leone, dove centinaia di ragazzi provenienti dal nord si è recata con atteggiamenti festaioli in barba alle norme recenti che vietano assemblee e distanze di sicurezza. Infatti tante le lamentele che sono arrivate e manifestate anche sui social da parte di chi invece si attiene all'osservanza di quanto disposto. In una nota stampa anche il responsabile del Movimento Mani Libere, Giuseppe Di Rosa, chiede al prefetto e al sindaco l'attivazione del COC e di prendere le dovute misure per effettuare i controlli necessari, e si è chiesto immediatamente alla Protezione Civile Nazionale di rinforzare l'ospedale di Agrigento con altre postazioni e che sia attivata un'unità di crisi all'interno del COC con medici specialisti. Intanto anche il Presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza sul coronavirus che prevede l'obbligo di quarantena per chi negli ultimi 14 giorni è stato nelle zone rosse per contenere il diffondersi del coronavirus nell'isola, provvedimenti indispensabili visto il rientro di un elevato numero di persone e quindi l'ingresso incontrollato in Sicilia di soggetti a rischio di trasmissione del virus. I territori di provenienza coinvolti sono quelli inseriti nel decreto odierno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le cosiddette zone rosse, tutta la regione Lombardia e le altre province annesse, oltre a quelle a rischio epidemiologico, così come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti coloro, afferma Musumeci, che siano anche semplicemente transitati in tali aree devono comunicarlo al proprio comune, al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, nonché al proprio medico, e hanno l'obbligo altresì di osservare la permanenza domiciliare con l'isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo, divieto altresì di contatti sociali, di spostamento e di viaggi, rimane raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà le conseguenze previste dall'articolo 650 del Codice Penale, compreso l'arresto fino a 3 mesi. Per poter consentire i controlli, afferma Musumeci, i concessionari del servizio di trasporto aereo, ferroviario e navale dovranno comunicare alle forze dell'ordine, alla task force della Presidenza della Regione, ai comuni e alle ASP competenti i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della Sicilia, prevista anche la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere. Intanto anche l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, tenuto conto delle decisioni della Conferenza Episcopale Italiana e rispetto alle norme del decreto dell'8 marzo 2020, stabilisce che dalla sera di domenica 8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 sono sospese le celebrazioni delle sante messe quotidiane, comprese quelle funebri e nuziali. Le chiese possono rimanere aperte solo per le preghiere personali. Preghiamo il Signore, dice l'arcivescovo Montenegro, perché al più presto ci liberi da questo male. E anche in una nota stampa arrivata dal comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, in ottemperanza alle recenti norme sul coronavirus, sono limitati gli accessi agli uffici solo ai casi urgenti, i contatti sono assicurati per via telefonica o per internet. Nuove disposizioni arrivano anche da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, che in osservanza alle norme di sicurezza dice che dal 9 marzo e fino al 22 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio dopo per l'appunto il 22 marzo. L'accesso al pubblico viene garantito solo alle persone che debbono svolgere attività indifferibili e urgenti. Per effetto di quanto disposto, l'orario di apertura viene ridotto da 5 a 2 ore. In ogni caso, per evitare assembramenti, l'accesso è regolamentato attraverso prenotazioni telefoniche.